Luigi Bonotto, Premio Cultura Città di Bassano. Premio Città di Bassano alle sorelle Lavinia, Lorenza e Veronica Manfrotto. Il sindaco Poletto ha reso noti i nomi dei bassanesi premiati quest'anno nell'ambito del prestigioso riconoscimento dedicato al santo patrono della città, i Pieri del Grappa. Premio Cultura Città di Bassano del Grappa a Luigi Bonotto, che è un imprenditore tessile appassionato d'arte che ha coniugato attività imprenditoriale con creatività e produzione artistica, collaborando con i massimi stilisti. È un grande collezionista di arte contemporanea e un grande mecenate e promotore di arte contemporanea, con residenze di artisti, laboratori e quant'altro. E proprio a Bassano, presso l'ex macello, ha deciso con la Fondazione Bonotto di aprire un centro polifunzionale. Il premio Città di Bassano del Grappa va a Lorenza Lavinia e Veronica Manfrotto, le titolari della libreria Palazzo Roberti, che ha recentemente compiuto 20 anni di attività e si è inserita pienamente nella migliore tradizione dei librai bassanesi. È una libreria che è polo di moltissime attività culturali e che recentemente con il Festival Resistere ha dato alla città l'occasione di essere richiamo per migliaia di persone che vengono ad assistere alle presentazioni dei libri e ai dibattiti e richiamo per autori nazionali e internazionali in città. Sabato alle 16:45 alla Sala da Ponte saranno consegnate anche le 5 benemerenze a Maurizio Viscidi per lo sport, al Coro Giovani Voci di San Vito, al Gruppo 8 Marzo in prima linea sulle questioni di genere, ancora all'Associazione Italiana Soccorritori e al Coordinamento Bassano Emergenze.